Momento delle erbe officinali, dunque parliamo del Tarassaco, Taraxacum officinalis. Diciamo che ne abbiamo 4 varietà, tutte commestibili, e nel momento che appena spuntano dal terreno, quando sono piccoline, si possono mangiare anche crude perché non sono proprio amare in grande quantità, è un amaro così per modo di dire. È una pianta versatile che si può fare di tutto. Sempre quando spunta dal terreno ha questi bottoni floreali, oggi li vediamo già sfioriti, ma quando sono proprio piccolini, attaccati proprio alla pianta madre, no? Che queste piante vengono definite a rosetta basale, si fanno i capperi, cosiddetti capperi friulani, in soluzione acidificata agrodolce, ed è una lecornia molto buona da mangiare. Naturalmente si può benissimo mangiare la parte fogliare. Si consiglia un pochettino, adesso che i fiori sono grandi, di toglierli quando si vuole cucinare, perché se cernono un lattice bianco che è leggermente caustico, però possiamo dire che una volta lessata la verdura in acqua non ci dà più problemi, no? Ma li togliamo non tanto per il lattice, ma perché sono coriacei. Le foglie belle ancora tenere, dunque sono ancora molto buone, invece il fiore è già coriaceo e dunque lo togliamo. Cosa si può fare poi? In questo momento, proprio adesso che sono in piena fioritura, si tolgono i fiorellini, si tira via la parte, i petali gialli. Naturalmente non serve che siano puliti al 100%, no? Basta ogni po', anche se rimane qualcosina di verde. Ecco, questi petali qua stratificati con lo zucchero e petali in una coppetta, si crea uno pseudomiele, si lasciano al sole un po' di giorni, si filtra poi il tutto quando è tutto sciolto bene con il colino, e questo pseudomiele lo usiamo nella panna cotta, nel gelato alla vaniglia, sulle fette biscottate al mattino, una cosa molto interessante. Ma ancora di più lo sciroppo di Tarassaco, la ricetta non è difficile, basta far bollire 100 grammi di zucchero con 1 litro di acqua, si mettono dentro 40 grammi di acido citrico, il succo di 2 limoni e la buccia grattugiata. Poi naturalmente da bambini era una cosa molto, molto interessante da bambini. Si piaceva piegare il gambo, speriamo funzioni, questo si faceva, no? Dunque più in bocca